organizzata appunto dal gruppo Partecipare Vittorio. Partecipare Vittorio siamo appunto io, Alessandro Mognol, c'è qui Matteo Serracino, Cristina Mantesso, abbiamo qui fra il pubblico Paolo Mestrinelli e poi ci sono altri nostri amici, cittadini e cittadine che stanno collaborando con noi a questo progetto. Ospiti della giornata, come potete aver letto, abbiamo in rappresentanza di Salviamo il Paesaggio Treviso Giuliano Carturan e di Italia Nostra Treviso Berto Zandigiacomi, che ci parleranno dall'alto della loro esperienza appunto in quello che è il settore urbanistico e non solo, e dell'argomento principe della giornata di oggi, che è il patto, ovvero sia il piano di assetto del territorio, cioè il nuovo PRG di Vittorio Veneto, possiamo chiamarlo così, che è questo strumento di cui tutti i comuni dovranno dotarsi a breve, obbligatorio, che delinea le linee guida per lo sviluppo della città da qui a 10 e 20 anni, quindi è uno strumento fondamentale per lo sviluppo e la pianificazione della città. Uno strumento che conta in sé un po' tutti gli argomenti principali della città, quindi parla sia di cultura, di lavoro, di urbanistica, di ambiente, quindi tratta a 360 gradi tutte le tematiche principali e quindi da questo punto di vista è proprio fondamentale per la nostra città. Come tutti voi sapete, chi non si ricorda, il PAT fu presentato ormai quasi 5 anni fa, prima delle precedenti elezioni, furono fatte 2 giornate diciamo di partecipazione, però dopo le elezioni è tutto scomparso, è tutto morto, nel senso che nessuno ne ha più sentito parlare. Pochi mesi fa abbiamo potuto leggere sui giornali che è tornata fuori appunto la questione del PAT, c'è stato anche un consiglio comunale specifico sull'argomento, dove l'amministrazione, in risposta alle osservazioni delle opposizioni, ha detto che il PAT è quasi in via di completamento, sono a buon punto, però nessuno l'atto pratico ha ancora visto nessuna carta, se non un documento preliminare risalente appunto a 5 anni fa. Quindi noi, come gruppo Partecipare Vittorio, siamo nati anche perché abbiamo sentito questa esigenza, anche trovandoci fra di noi nei mesi scorsi, di creare un gruppo di lavoro, quindi un qualche soggetto che possa essere più attivo sulla città e possa assieme proporre delle idee alternative e diverse per lo sviluppo della nostra città. E quindi ci siamo trovati, abbiamo deciso di creare questo gruppo e di fare questa giornata anche di presentazione del nostro gruppo, anche per avere un contatto con la cittadinanza, per far vedere che noi ci siamo, che noi vogliamo appunto, e il nome stesso lo dice, partecipare, ma anche far partecipare. Cioè secondo noi, e qui do un attimo alcune linee guida di quelle che sono il nostro pensiero e le nostre basi su cui lavoriamo. Secondo noi appunto principale per poter far sì che uno sviluppo della città sia uno sviluppo veramente sostenibile ed equo è che tutti partecipano attivamente a quello che è lo sviluppo della città. I cittadini devono essere responsabili e diventare protagonisti dello sviluppo della propria città, e per far questo ci vuole un'amministrazione che dall'altra parte sia aperta e discuta con i cittadini, li coinvolga, ci sia una vera partecipazione democratica. E su questi appunti principi noi siamo partiti, poi vi faremo vedere alcune idee, abbiamo una serie di idee in cantiere che stiamo sviluppando, il nostro al momento è ancora un work in progress. Vi faremo vedere poi Cristina e poi successivamente Matteo alcune idee che abbiamo sviluppato a partire, avete visto anche all'ingresso appeso alla porta, da una mappa che abbiamo creato dove abbiamo riportato quelli che sono le aree dismesse, diciamo le aree al momento vuote o in via di dismissione, che quindi rappresentano una grandissima potenzialità per il futuro di Vittorio Veneto, perché proprio su quelle aree che secondo noi bisogna andare ad agire, aree già esistenti al momento appunto non considerate, aree che sono sia pubbliche ma anche private, ma dall'alta potenzialità. Cioè noi riteniamo che non sia più il modello di sviluppo basato su un continuo costruire, su un continuo diciamo sviluppo eccessivo in questo senso. Noi vogliamo, riteniamo giusto che prima di tutto occorra riqualificare e recuperare tutti questi spazi sfitti e vuoti che hanno un'altissima potenzialità in questo senso. E per questo oggi ci troviamo qui. Riteniamo poi appunto, e qui poi non mi dilungo oltre per lasciare la parola agli altri diciamo presenti qui in sala, il nostro gruppo appunto possiamo dire che come valori base ha quelli che poi
vi ho scritto anche qui, ora vi faccio vedere la presentazione. Diciamo, noi vogliamo basarci e portare l'attenzione a valori come la trasparenza, come vi dicevo prima, la partecipazione, l'impegno quindi dei cittadini e delle cittadine, la responsabilità e anche il rispetto. Sono tutti valori secondo noi fondamentali che sia i cittadini ma soprattutto l'amministrazione devono portare avanti per poter attivare un vero procedimento di tipo democratico di sviluppo per la città. Vittorio Veneto, sappiamo, è una città secondo noi che ha delle grandi potenzialità perché dal punto di vista geografico si trova in una posizione eccezionale, nel senso che ci troviamo, possiamo dire, una via di mezzo tra la montagna e il mare, quindi siamo vicini a Venezia da una parte ma vicini anche alle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, quindi potrebbe essere proprio un punto d'appoggio ideale per chi anche dal punto di vista turistico voglia visitare il Veneto e le nostre bellissime zone, quindi secondo noi il turismo deve essere una delle prime voci da valorizzare in questo senso. E come vi dicevo prima, appunto, Vittorio Veneto ha anche poi una storia importante, quindi non solo dal punto di vista geografico, ma conosciamo tutti la storia di questa città, dalla sua fondazione nel 1866, quindi dall'unione di Ceri ed Serravalle, proseguendo e continuando, come sapete tutti, con la Prima Guerra Mondiale. Insomma, Vittorio, diciamo, è finita la Prima Guerra Mondiale, ma continuando con la Seconda Guerra Mondiale, Vittorio medaglia d'oro al valore, diciamo, grazie anche alla Resistenza, al movimento della Resistenza, con tutti i principi che diciamo, è riuscito a instaurare, diciamo, a portare all'interno della nostra città e sui quali la nostra città si è poi sviluppata nel dopoguerra e ha raggiunto, diciamo, uno sviluppo sicuramente importante. Quindi una città sicuramente che ha delle grandi potenzialità sotto diversi punti di vista e quindi riteniamo che queste potenzialità debbano essere sfruttate per il bene comune della nostra città. Ecco, io qui mi fermerei, ci sono molte cose da dire, verranno anche dette magari alcune ripetute, ma questo non fa mai male nei successivi interventi dei miei colleghi e quindi io qui mi fermerei, ringrazio ancora tutti, faremo dei brevi interventi, prima Cristina poi Matteo, poi passeremo la parola agli ospiti che appunto porteranno la loro esperienza, ad esempio l'esperienza del PAT a Treviso che stanno portando avanti e poi vorremmo dare appunto spazio proprio al dibattito vero e proprio e sentire appunto interventi dal pubblico, chi vuole fare delle osservazioni, chi vuole portare magari anche la sua esperienza e quindi quello, diciamo, che è la sua conoscenza su determinati settori specifici di Vittorio, su determinate criticità e quindi cercare appunto un dialogo e cercare assieme di trovare anche delle soluzioni, cercare di migliorare assieme per il bene della nostra città. Grazie ancora e continuiamo adesso con Cristina. Eccomi qua. Allora, come ha già detto Alessandro, il focus principale del nostro gruppo è quello di rivalutare la città di Vittorio Veneto partendo proprio dalla materia che già c'è in città, quindi senza fare nuove costruzioni ma rivalutando il materiale che già c'è. Noi pensiamo che per fare questo obiettivo, che è un obiettivo importante, ci vogliono una serie di sinergie, una serie di elementi sinergici che uniti tutti insieme possano portare appunto ad avere questo grande risultato. Noi ci siamo mossi perché riteniamo che Vittorio Veneto abbia grandissime potenzialità sia dal punto di vista storico, come ha già detto Alessandro prima, e anche culturale, perché è una città fantastica, piena di potenzialità che però fino ad ora non sono mai state sfruttate. Riteniamo che Vittorio possa essere senza dubbio inserito in uno dei contesti sia enogastronomici che socioculturali che adesso sono molto in voga tra i turisti stranieri e in particolare i nord europei, quindi sarebbe un prodotto molto spendibile a livello di turismo internazionale e nazionale. Noi abbiamo fatto un piccolo studio sulle potenzialità della città e abbiamo individuato 5 valori che riteniamo siano indispensabili da valorizzare e portare insieme per raggiungere l'obiettivo di rivalutare la città nel suo complesso. Primo fra tutti appunto la rivalutazione culturale e museale, in particolare rivalutando degli spazi già presenti in città che al momento sono in stato di degrado o in disuso. Poi secondo fra tutti è il valore dello sport, di cui vi parlerà più tardi Matteo,
l'associazionismo, che è un punto fondamentale per la città, e il centro dell'associazionismo culturale è situato all'area Fender, come tutti sapete, che è un nucleo che noi vogliamo sviluppare e accorpare ancora di più al resto della città tramite un collegamento diretto tra il centro cittadino e il parco e la villa, insomma. Poi un altro punto fondamentale è quello della promozione turistica. Fino ad ora è stato trascurato, secondo noi, la promozione turistica di Vittorio, e quindi noi dobbiamo creare un prodotto spendibile, un prodotto valido, che possa attirare un pubblico internazionale e portare in città economia e lavoro, portare uno sviluppo a 360 gradi. Quindi questi più o meno sono i nostri obiettivi. Per tornare poi a quello che accennavo prima, quindi alla rivalutazione dei luoghi che abbiamo individuato una decina di luoghi sul suolo cittadino che noi riteniamo essere validi potete vederli anche nella mappa, per uno sviluppo museale e artistico. Adesso ve li leggo. Allora, Palazzo Piazzoni, che secondo noi potrebbe essere un buonissimo caffè letterario. Poi Palazzo Todisco, che è già stato ristrutturato, quindi potrebbe essere sede di eventi e manifestazioni, come già adesso è incominciato un po' ad essere. La Torre dell'Orologio, molto bella, quella struttura sarebbe perfetta per ospitare sedi di esposizioni. Sì, adesso Alessandro mette anche i nomi. Poi la Loggia dei Grani, quella vicino al Teatro da Ponte, anche quella sarebbe perfetta come caffè letterario oppure ospitare serate musicali. L'Italcementi potrebbe essere un setting perfetto per eventi musicali o teatrali. La Cartiera Galvani potrebbe diventare sede di congressi anche internazionali. Quello che noi vogliamo sottolineare è che vorremmo creare proprio un prodotto di eccellenza per riuscire ad attirare un certo tipo di pubblico, sia nazionale che internazionale, e pensiamo che questo sia il solo modo per riuscire a rilanciare la città e ad attirare il flusso turistico che si merita. E questo è solo una piccola introduzione, poi anche Matteo andrà avanti con questo. E quello che noi vogliamo comunicare è che il PAT non è semplicemente un progetto ingegneristico come tanti pensano, ma è un progetto a cui tutti noi vittoriesi dobbiamo partecipare, quindi vi aspettiamo. Bene, giusto per rimanere in tema del PAT, che è qualcosa che dobbiamo partecipare, per partecipare dobbiamo anche rendersi conto del territorio in cui viviamo, quindi dobbiamo anche capire che caratteristiche ci dà Vittorio, e nel nostro caso abbiamo una caratteristica unica che è il fiume Meschio, che è un fiume che collega la città dal nord al sud, e lungo il Meschio si è sviluppato fortunatamente una bella zona verde che però dovrebbe essere implementata e gestita anche a seconda delle esigenze del cittadino, cioè dovremmo creare anche delle aree di sosta che al momento scarseggiano, o anche una cosa molto semplice come mettere più cestini per le immondizie, che penso che siano ben pochi lungo il Meschio, nonché anche mettere un po' in sicurezza gli argini nelle zone più critiche. E sfruttando di fare virtualmente una passeggiata lungo il Meschio, se noi camminiamo in direzione nord, arriviamo in questa bellissima zona, che adesso Ale vi farà vedere nella mappa, così vi rendete anche conto visivamente, dove arriviamo. Meschio costeggia il campus, diciamo il Vittoria, che adesso è momentaneamente fermo, e tutta quest'area sportiva che secondo noi va potenziata e migliorata, in quanto è un'unica struttura sportiva a 360 gradi che potrebbe nel futuro, con delle idee fattibili e concrete, raccogliere dei progetti di aggregazioni per i giovani con eventi sportivi anche internazionali. Cioè, rendiamoci conto che è una struttura che potremmo fare di tutto, è già tutto presente, quindi a livello economico non ci sarebbero grosse problematiche, basterebbe soltanto gestire il tutto al meglio e a seconda delle esigenze, e anche puntare con un progetto molto più ampio
a farla diventare una zona sportiva, un campus sportivo, come aggregazione, ma anche come un centro di aggregazione. Poi, sempre risalendo il Meschio, arriviamo nella zona vicino al campus scolastico, che è stato di recente costruzione. E in questa ottica, dove c'è un campus scolastico con molti studenti, secondo noi sarebbe un'idea molto, diciamo, all'avanguardia creare un parco verde che possa essere utilizzato dagli studenti, ma anche per gli stessi vittoriesi, un campo, una zona verde attrezzata che possa essere anche punto d'incontro tra le varie persone che passeggiano lungo la pista o gli studenti che vanno a scuola, o anche richiamare il turismo, perché rendiamoci conto che è una bellissima passeggiata che nessuno potrebbe negare con una sosta in aree attrezzate. Dopodiché, attigua al campus scolastico, troviamo l'ex Italcementi, che è un patrimonio che anche qua andrà a delle enormi potenzialità, che però secondo noi sarà da preservare un'area verde adiacente al Meschio, quindi si va mantenuta, ecco, Ali vi sta facendo vedere un'area verde anche in questa zona qua, perché il verde è una cosa importante per una città. Sempre risalendo verso il Meschio, ci stiamo per avvicinare a Serravalle, ed è proprio qua che noi abbiamo voluto lanciare un'idea un po' innovativa, cioè portare i giovani a Serravalle, creare delle idee oppure delle possibilità per i giovani nell'abitare Serravalle, con delle convenzioni, si possono pensare a delle convenzioni o anche ad altre tipologie di azioni che possono richiamare i giovani a Serravalle, e questo per far sì che ci sia un ripopolamento di Serravalle dal punto di vista anche innovativo, cioè con personalità giovani, e anche fare un rilancio globale di Serravalle, puntando molto su via Roma e sulla via successiva, che è la via Caprera, e senza dimenticare che è una zona che ha un patrimonio, come diceva prima la Cristina, immenso. Sempre andando verso nord di Vittorio Veneto arriviamo nella zona di Nove, dove secondo noi sarebbe da potenziare la già presente stazione ferroviaria per riuscire a creare, adesso ci arriva, è che il programma è un po' pesante, quindi ci vuole un attimino. Ecco, la stazione ferroviaria di Nove andrebbe secondo noi potenziata anche per migliorare un servizio sia per i pendolari con la problematica dei treni che ci sono, ma anche per avere un richiamo per il turismo. E infatti sarebbero da pensare a delle idee di sviluppo, di potenziamento di queste potenzialità della stazione ferroviaria, dei treni, in modo tale che ci sia una sinergia con la città ma anche con le esigenze dei cittadini. E infatti queste qua sono solo alcune delle idee che noi abbiamo avuto e che ci piacerebbe condividere con voi, e soprattutto ci piacerebbe che voi, ci sia un rapporto di scambio di idee positivo, propositivo per il bene di Vittorio, perché è una città che ha molte risorse e va in qualche modo potenziata, queste risorse vanno potenziate e utilizzate meglio, e questo può esserci soltanto con delle idee concrete che vengono dalla cittadinanza che vive Vittorio, e quindi abbiamo bisogno delle vostre idee con le nostre idee, cioè fare delle idee che coinvolgano tutti da 160 gradi. Io vi ringrazio. Siamo stati anche nei tempi bravi, ringrazio appunto Matteo e Cristina. Queste erano delle proposte, stiamo cercando appunto, come vedete, di formalizzare proprio quella che è proprio una mappa che ci serve anche come base per avere già un colpo d'occhio di quelli che sono i luoghi più critici e anche i luoghi più importanti della città su cui portare dei progetti concreti. Abbiamo fatto appunto una proposta per quanto riguarda quello che può essere un percorso museale, quindi per incentivare proprio il discorso di Vittorio Città d'Arte, perché al momento non mi sembra che sia molto incentivato, nel senso che manca un po' proprio di pubblicità, tra virgolette, nei confronti di tutti quegli eventi che magari singoli cittadini, associazioni in realtà attivamente creano
e fanno in gran numero Vittorio Veneto, però manca proprio, secondo me, probabilmente anche da parte dell'ente, del comune, un affiancamento e diciamo, un appoggio maggiore verso tutte queste potenzialità, tutte queste diciamo, singolarità che ognuna nel loro settore contribuiscono al bene di Vittorio Veneto. Matteo appunto poi ha illustrato quello che è l'importanza del fiume Mesco, perché Vittorio, sapete, è una città che si sviluppa in lungo, possiamo dire da sud a nord, e il fiume Mesco potrebbe proprio rappresentare quella cerniera, diciamo quel trade union, per collegare tutte le parti della città attraverso però appunto, c'è già una pista ciclabile, sappiamo, molto importante, quindi un potenziamento di questa pista magari anche oltre i confini comunali, quindi anche con i confini limitrofi, che potrebbe sicuramente servire allo sviluppo della città, per collegare appunto tutti quei centri nevralgici sui quali bisogna assolutamente proporre delle idee concrete e nuove che permettano uno sviluppo sostenibile e reale. Ecco, io qui mi fermerei, come diceva Matteo, abbiamo altre idee, siamo appunto nuovi, tra virgolette, il nostro è un work in progress, però la nostra idea è appunto quella di attivarci da qui anche ai prossimi mesi, facendo dei nuovi incontri per settembre, fine settembre abbiamo in programma, adesso organizzeremo anche un incontro, ci piacerebbe, sulle tematiche legate diciamo ai bilanci comunali e alle forme alternative di diciamo introiti per i comuni, e in questo senso l'esempio migliore viene proprio dai comuni virtuosi, da questa rete di comuni virtuosi. C'è stato un incontro interessante proprio a Mogliano organizzato da Salviamo il Paesaggio con come ospite il coordinatore nazionale di questa rete di comuni, che sono comuni che sono riusciti, in tutta Italia sono presenti questi comuni, quindi sono su quasi tutto il territorio italiano, di varie dimensioni, da poche centinaia fino a 50.000 abitanti, quindi comuni di diverse entità che sono riusciti nel loro piccolo a liberarsi da quello che è diciamo, l'onere di urbanizzazione derivante dalla continua diciamo, edificazione e cementificazione, e a sostenere il bilancio comunale con forme diverse di introiti, dalla partecipazione a bandi europei piuttosto che a forme di finanziamento alternativo. Quindi sono delle realtà che ci dimostrano che si può fare, cioè queste cose sono realizzabili. Ovviamente occorre la volontà di tutti e che ci sia un'effettiva partecipazione sia della cittadinanza, che si responsabilizzi in questo senso, e quindi si parla di cittadinanza attiva, e un'amministrazione che sappia accogliere e sappia recepire quelle che sono le esigenze dei propri cittadini. Io che mi fermo, lascio la parola ai nostri ospiti che illustreranno un po' le loro esperienze e dopo passeremo al dibattito. Grazie. Sì, sono Carturano. Allora, io sono il coordinatore del Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio per la provincia di Treviso. Vi spiego che cos'è il forum velocemente. Praticamente nel 2012 ci siamo trovati a Cascinetta di Lugagnano, che è uno dei comuni virtuosi, uno dei fondatori della rete dei comuni virtuosi. Cascinetta di Lugagnano aveva deciso nel nuovo piano regolatore di non introitare alcun onere di urbanizzazione, cioè oneri ICI, per quanto riguarda la nuova edificazione. E quindi si sono messi a lavorare assieme ai cittadini per vedere come era possibile tarare un bilancio che fosse un bilancio che non creava problemi ai cittadini, ma andava a una forma di equilibrio diverso, cercando di lavorare in particolar modo sulla valorizzazione del patrimonio edilizio comunale, sul coinvolgimento dei cittadini. È un piccolo comune della cintura milanese, prettamente agricolo, molto bello dal punto di vista monumentale anche. Allora, faccio l'esempio, per riuscire a compensare i mancati introiti, il comune di Cascinetta di Lugagnano, il sindaco, ha messo a disposizione le strutture comunali, gli edifici, per eventi tipo matrimoni e via dicendo, organizzando con i cittadini anche il catering all'interno delle strutture comunali, per cui hanno creato non dico un business, ma comunque un elemento di vantaggio, per cui all'interno, cioè il sindaco andava a fare il matrimonio
quello diciamo comunale, non religioso, e poi si continuava nella villa comunale a fare anche gli animatori, eccetera, eccetera. Erano coinvolti i cittadini. Poi hanno trasformato per esempio l'illuminazione pubblica in LED, e l'illuminazione del cimitero lo stesso in LED, facendo una serie di investimenti che nel medio periodo già danno dei vantaggi di economie. Comunque lascio perdere questo. Quando c'è stata la costituzione del Forum nazionale, eravamo più di 650 associazioni e comitati a livello nazionale, tutti che trattavamo i problemi di limitare il consumo del territorio, valorizzare l'esistente, e moltissimi comitati erano contro la pedemontana, contro l'autostrada, contro questo, contro quell'altro. Comunque, al di là di quello, l'intenzione principale per cui il forum è stato costituito era di favorire a livello italiano l'informazione per i cittadini nella fase di predisposizione dei piani regolatori, cioè degli attuali PAT. Il forum ha deciso di mandare a tutti i comuni d'Italia un questionario in cui si chiedeva il censimento del cemento. I manifesti erano fatti in questo modo, col cemento che si mangia praticamente la campagna, eccetera, eccetera. In tutta Italia praticamente hanno risposto solo 500 comuni, mi pare, in tutta Italia, quindi un numero esiguo rispetto ai migliaia di comuni che ci sono. Però già da quel tipo di informazione, e poi da studi che sono stati fatti anche da Legambiente, eccetera, eccetera, si è scoperto che comunque, è un dato di fatto ormai, in una situazione tra l'altro economica in regressione come quella che stiamo purtroppo vivendo adesso, il patrimonio edilizio in genere ha un esubero del 20% di volumetria residenziale, e lo stesso vale per quanto riguarda capannoni commerciali o industriali. E questo è confermato dai questionari che sono stati ritornati. Sulla base di queste indicazioni, nel frattempo, abbiamo presentato, non io ma altra gente a livello di coordinamento nazionale, è stata presentata una proposta di legge che è stata recepita dal ministro Catania nella precedente governo, che era quella proposta di legge per limitare il consumo dei suoli agricoli. Oggigiorno, il 15 di questo mese a Roma, mi pare che fosse il 15 giorni scorsi, praticamente c'è stato un incontro a livello nazionale di coordinamento in cui si è andata a discutere la proposta del WWF per quanto riguarda una proposta urbanistica, una nuova legge urbanistica nazionale, e noi con i nostri rappresentanti siamo andati e abbiamo partecipato con diversi persone del Veneto, di Padova in particolar modo, siamo stati presenti per vedere di affrontare questo problema, perché non si può ridurre il consumo di territorio agricolo se non si lavora nella legislazione non prettamente agricola ma nella legislazione urbanistica. Ecco, comunque la nostra condotta, le linee guida, oltre a quella del censimento del cemento, era quella di vedere nei vari territori come si operava nella fase di formazione degli strumenti urbanistici, andando a contrastare dove possibile con i comitati locali la possibilità di bloccare certi interventi che, come quelli che abbiamo visto qua in Veneto, forse magari non si è a conoscenza, ma credo di sì, moltissimi. Allora abbiamo una legge urbanistica, la legge 11, il piano territoriale regionale, che danno tutta una serie di indicazioni di limitazione del consumo di territorio. Ci sono delle percentuali di base su cui si può fare il dimensionamento delle aree di espansione,
E poi dall'altra parte cosa succede? Che la regione decide quelli che sono gli interventi di carattere strategico. Allora, gli interventi di carattere strategico che noi abbiamo messo in evidenza ancora due anni fa, ormai un anno e mezzo fa, era quello che stava avvenendo a ridosso delle infrastrutture stradali e autostradali, a ridosso dei caselli autostradali, degli svincoli, della grande viabilità e via dicendo. Faccio gli esempi: a Verona c'era Motor City, a Dolo Veneto City, a Tessera City, noi a Casale avevamo l'Ikea a ridosso del casello di Casier, di Breganziole e di Mogliano. Ecco, quindi abbiamo cominciato a ragionare su queste cose e andando comunque a verificare cosa stava avvenendo all'interno anche dei PAT nei vari comuni. Io per mia fortuna ho avuto la possibilità recentemente, l'ultimo anno di lavoro, adesso sono un pensionato, di lavorare in appoggio al commissario ad acta per l'avvio della legge 11, che è la nuova legge urbanistica, per quanto riguarda le perequazioni ambientali. Cioè, se noi trasformiamo il territorio, depauperiamo di naturalità lo stesso, sottraiamo territorio agricolo e necessariamente dobbiamo fare degli interventi perequativi per compensare questi peggioramenti ambientali. Ecco, purtroppo a livello regionale un problema di sovraccarico di lavoro dei colleghi ha impedito di poter lavorare, dare dritte ai comuni nella fase di realizzazione dei PAT. Credo che quelli che noi abbiamo visto che hanno funzionato abbastanza bene era il PAT di Feltre, quello di Bassano, e poi non credo di averne visti altri in cui si cominciava anche a ragionare sulla regressione delle aree industriali, che erano le aree industriali previste dai vecchi piani regolatori, cercando di ridurre le aree di ingombro per concentrare le volumetrie su aree minori. Ecco, comunque quello di cui volevo parlare in particolar modo, salvo questo preambolo, era il fatto che la legge 11 in particolar modo, all'articolo 2 mi pare che sia, parla della partecipazione dei cittadini. E la partecipazione dei cittadini dipende cioè è un recepimento di una direttiva comunitaria. Nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione è essenziale, in particolar modo degli strumenti di pianificazione comunale. Allora, se io riesco attraverso forme organizzate di partecipazione a coinvolgere i cittadini, a capire che cosa vuole la gente, che futuro vuole avere della sua città e magari che futuro può avere della sua città in relazione ai comuni contermini, attraverso eventualmente la proposta di piani intercomunali, se io lavoro coinvolgendo i cittadini come sindaco, sono in grado di mettere dei paletti nella normativa del PAT, in modo tale che quando io andrò a redigere poi quelli che sono detti i piani di intervento, avrò questi paletti entro i quali l'amministratore andrà a contrattare con gli operatori locali. Guardate, soldi non ce ne sono più nei comuni. Per poter costruire una scuola, fare un percorso ciclopedonale, fare una piccola area attrezzata, ormai bisogna andare alla contrattazione attraverso accordi di programma con gli imprenditori locali, gli operatori economici e via dicendo. Se il sindaco con i cittadini costruisce una strategia di sviluppo della città ma anche quantifica quali sono i margini entro i quali un intervento edilizio e quello che io porto a casa in termini di perequazione è a vantaggio della collettività o è a vantaggio dell'operatore immobiliare. Io ho visto degli interventi
A Verona in particolar modo, non so se voi avete sentito parlare dei PIRUEA, i piani di recupero urbanistico, che hanno fatto uno sfascio totale di moltissimi comuni qua in Italia in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge urbanistica. Si prevedevano degli interventi di trasformazione di aree urbane, quindi abbattimenti e ricostruzioni, con notevoli volumi, e la perequazione cos'era? Costruisco dei condomini, una serie di fabbricati, di torri e via dicendo, e poi la perequazione qual è? Costruisco l'asilo sotto. Ma l'asilo è funzionale alla vendita di quegli immobili? Se io costruisco grattacieli e non ho servizi sotto, quello è interesse del venditore, non è interesse della collettività, non so se mi sono spiegato. Allora bisogna un attimo che attraverso la partecipazione si diano le dritte e la forza alle amministrazioni comunali di andare a queste forme di contrattazione da una posizione di forza e non a dover calare le braghe ogni volta per raccattare un piccolo servizio realizzato. Ecco. Dall'altra parte una cosa, quindi la partecipazione è essenziale, ci sono delle forme, delle tecniche di partecipazione molto importanti, che sono già sperimentate in giro per l'Italia, quindi non occorre inventarsi niente. Per esempio io collaboro per altre questioni con professionisti che hanno lavorato per il PATI dell'area metropolitana di Padova. Il PATI di Padovano è di 18 comuni e loro hanno, Sergio Lironi è un architetto e lui ha collaborato con l'amministrazione comunale per seguire tutta la partecipazione, la fase di partecipazione, di animazione e partecipazione dei cittadini per la redazione di questo PATI. Quindi ci sono persone anche a livello, non dover andare all'estero o in altre regioni, che hanno già esperienza da questo punto di vista. Ci sono anche professioni, piccoli animatori che sono già in grado di fare questo tipo di lavoro. Quello che mi interessa però è, se voi notate, quello che stiamo facendo oggi e che hanno fatto loro, è quello di andare a vedere la città. Allora adesso bisogna cominciare a ragionare in modo diverso. Quello che noi stiamo distruggendo è il territorio agricolo, il territorio naturale, le preesistenze storico-documentali e architettoniche, eccetera, eccetera. Bisogna cominciare a ragionare da fuori della città per arrivare alla città, perché io riesco a organizzare quelli che sono i sistemi agro-urbani o agro-metropolitani solo attraverso questo tipo di lavoro. E una cosa importantissima per cui io ritengo che la provincia di Treviso abbia mancato in un suo dovere è stato quello di non obbligare comuni come Treviso, Asolo, Vittorio Veneto, Conegliano a fare piani intercomunali, perché quei comuni necessariamente, che sono elemento di attrazione, vivono e si sviluppano in termini di relazione nel contesto con cui sono. Ecco, penso un'altra cosa è questa, di cui non si parla mai, è quello di, attraverso la compartecipazione nella fase di predisposizione del PAT degli operatori economici, in particolar modo del settore degli agricoltori, io mi pongo il problema: se il PAT mi va a indicare le aree, diciamo, urbane, le aree di consolidamento, diciamo, le direttrici di espansione dell'urbano, e poi sono individuati i corridoi ecologici, le rinaturalizzazioni e via dicendo. Chi è che farà mai queste cose? Quando mai la sua amministrazione avrà i soldi per fare queste cose? Allora, in questo momento il rapporto dell'imprenditoria agricola, delle associazioni di categoria,
in un momento di crisi il fatto di ritorno all'agricoltura in termini anche di servizi all'urbano, per quanto riguarda tutto il discorso delle filiere brevi agricole, per quanto riguarda l'accoglienza turistica extra-alberghiera, allora o noi cominciamo e per quanto riguarda anche diciamo, la tutela e valorizzazione dei corridoi ecologici, se devo mettere a dimora dei boschi naturaliformi perché da un'altra parte costruisco e devo compensare con le alberature, chi è che può fare questo tipo di lavoro? C'è l'imprenditoria agricola con cui bisogna cominciare a avere un rapporto completamente diverso da quello della pianificazione degli anni passati. Se voi guardate i piani regolatori hanno tutta la normativa per quanto riguarda l'urbano e per quanto riguarda le zone agricole bianche non c'è diversificate, quindi bisogna cominciare a ragionare in termini completamente diversi. Ho finito, bisogna entrare anche in una concezione di filiera di progetto, per cui io faccio il progetto di cappello che è il PAT nelle province di Padova per esempio, dove sono stati obbligati a fare piani intercomunali, nei patti i comuni erano obbligati a fare dei patti tematici per quanto riguarda le infrastrutture, le aree industriali e il territorio agricolo. Queste tre cose sono importantissime perché mettono in rete e a sistema il tutto. Allora, se io riesco a costruire l'elemento di cappello che è il PAT, attraverso i piani di intervento in seguito alle consultazioni in precedenza appunto con gli operatori economici, adotto i piani di intervento, magari anche piani di intervento tematici, specifici, posso creare un sistema di filiera che mi porta all'accesso ai finanziamenti comunitari. Soldi ce ne sono pochi, per cui bisogna sfruttare queste possibilità. Bisogna creare economia da una parte, ma non perdere finanziamenti. Noi stiamo continuando a perdere finanziamenti, in particolar modo nel settore agronaturalistico, utilizziamo il 25-30% dei finanziamenti. Quindi bisogna ragionare anche in questo modo. Ecco, io spero di aver finito, finisco e eventualmente se volete chiedermi dopo chiarimenti sono a disposizione. Grazie. Sono Alberto Zandi Giacomi, sono vicepresidente della sezione di Treviso di Italia Nostra. È un po' difficile raccontare un'esperienza, quella che abbiamo fatto noi, se prima non parlo un poco di quel poco che ho visto, cioè da internet, della situazione di Vittorio Veneto. Anche perché in tutti i casi in cui siamo imbattuti nel problema di dare un parere, secondo quello che intendono i sindaci, partecipare, in tutti i casi in cui abbiamo avuto la possibilità di dare un parere sui documenti che si erano proposti per la consultazione, per un parere preliminare, diciamo, ci siamo trovati di fronte a documenti assolutamente vuoti di proposte. Cioè, discutere una cosa senza sapere cosa vuol fare quello che ti chiede di discutere è non discutere. Ognuno avanza le sue idee, non c'è confronto, non c'è risposta e quindi non c'è partecipazione, perché la cosa si risolve così. Tutte le carte ritornano all'interno del comune, in una stanza segreta, e dopo un po' viene partorito un piano che è spacciato come piano partecipato, ma in realtà è ancora una volta un piano fatto da pochi, in cui i cittadini non c'entrano, in cui c'entrano soltanto le scelte fatte ai livelli sconosciuti.
possono essere anche livelli buoni, possono essere livelli meno buoni, ma comunque sono livelli che obbligano i cittadini a presentare decine, centinaia, migliaia di osservazioni. A Treviso avevamo un piano regolatore presentato nel 2000 e poi approvato nel 2001. A questo piano sono state presentate 17.000 osservazioni, perché era stato fatto nello stesso modo, come si tenta di fare attualmente un'altra volta. Allora, la cosa fondamentale su cui noi battiamo sempre, su cui abbiamo dovuto inventare qualche strumento in più, è che i cittadini sono più bravi dei tecnici e sono più bravi dei politici per decidere il futuro del posto dove vivono, dove lavorano. Li conoscono meglio. Io sono un tecnico da questo punto di vista, ma io conosco un 5% di quello che sta capitando attorno a casa mia, non nella mia città. Il sindaco conosce un 3%, i cittadini messi assieme ne conoscono il 100%. Di questo si è accorta tempo fa, fa da ridere, 15 anni fa l'Unione Europea, perché è da 15 anni che l'Unione Europea parla di necessità di partecipazione nella discussione delle scelte urbane, ma anche nelle scelte delle grandi strutture. Questa necessità adesso si è finalmente risolta in Italia. Dopo vi mostrerò il testo di un recente decreto legislativo in cui agli articoli 39 e 40 si parla in modo esplicito che tutti i piani che riguardano scelte urbanistiche devono essere sottoposti a partecipazione dei cittadini e devono essere resi pubblici in tutte le fasi della loro elaborazione. Se il governo italiano, per esempio, avesse discusso con i cittadini della Val di Susa a tempo debito, se si poteva, se si doveva, se aveva senso, se c'erano i soldi per costruire il nuovo tronco ferroviario, probabilmente non sarebbe capitato quello che si sta capitando adesso, in cui metà Val di Susa è contraria e con motivazioni validissime, e questa metà della Val di Susa sta bloccando i lavori. Perché non capita altrettanto in Francia? Perché in Francia hanno discusso il progetto con le comunità, con i cittadini. Sono arrivati a un accordo, qualcuno ci ha perso, il progetto prevede che chi ha perso venga rimborsato in vari modi, però si è arrivati a una posizione comune, si è trovato l'accordo. In Italia, in Val di Susa, ma questo non è valido soltanto per la Val di Susa, c'è un traforo qui vicino anche, c'è un casello a Santa Lucia di Piave, c'era un qualcosa a Barcon di Vedelago, tutte cose piovute dall'alto su cui i cittadini devono brontolare per forza di cose, devono opporsi, devono dire no, perché non è giusto fare così. Quindi occorre che questa possibilità, che è richiamata anche nella legge regionale del numero 11 del 2004, articolo 3, secondo comma, punto C, che questa partecipazione non sia una cosa scritta sulle leggi, ma sia effettivamente realizzata da chi? Evidentemente da chi ha il potere politico, da chi gestisce il potere politico. Quando questo non capita e quando c'è la volontà molto precisa e perversa degli amministratori di non promuovere la partecipazione, allora interveniamo noi. Molto semplicemente, con molta fatica, sapendo bene che il nostro intervento è un intervento
parziale per forza di cose, siamo in pochi, non abbiamo le idee chiare, dobbiamo inventarsi tecniche per noi ignote, siamo vecchi anche, quindi dovremmo, andate molto meglio, voi siete giovani a fare certe cose, perché sentite, insomma, essere giovani è un vantaggio, finché si è giovani, quando si è meno giovani si sente il peso. E quindi bisogna inventarsi queste tecniche di partecipazione, bisogna mirare a questo. Ora, ho letto molto velocemente, proprio di corsa, il documento programmatico preliminare presentato nel 2008 dal Comune di Vittorio Veneto e la relazione ambientale fatta dal dottor Pianca. Il documento programmatico è una serie, è l'unica parte molto interessante perché ogni tanto è bene rinfrescarsi la memoria. Ha 3 pagine dedicate alla storia dei piani regolatori di Vittorio Veneto, con le date tutte quante. È bene sapere che Vittorio Veneto è uno dei comuni, anzi il comune della provincia di Treviso che ha un maggior numero di piani regolatori. Mi sembra che siano già arrivati a 6, se non sbaglio, comprese certe intenzioni anche del piano di sintesi, eccetera, eccetera, cose che non esistono. Ma è il comune che ha più piani regolatori, non è che questo abbia significato che sia il comune più ordinato della provincia di Treviso. No, piani regolatori servono, sono bei fogli di carta disegnati che regolarmente non vengono rispettati, tanto migliori sono, tanto meno vengono rispettati. E questo documento programmatico preliminare è un classico esempio di vuoto assoluto, cioè faremo, ma come si discute sul faremo? Il documento molto più serio del dottor Pianca, che è un documento ambientale però, parla dell'ambiente in modo generico, no, in modo approfondito, ma non affronta il tema di c'è bisogno che ci sia espansione a Vittorio Veneto, che si costruiscano nuove case. Addirittura, come si fa a fare in modo che Vittorio Veneto non continui a diminuire di abitanti? O ha senso che, non so, tra 10 anni Vittorio Veneto sia ridotta a 18.000 abitanti o a 15.000? Anche questa può essere una scelta, però questa scelta ha delle ricadute, cioè una ricaduta non si costruisce più. E perché non si costruisce più? Allora sarebbe opportuno che il comune dicesse: abbiamo fatto un'indagine e risulta, come sta capitando per tutta la provincia di Treviso, che anche a Vittorio Veneto c'è un 30% di abitazioni vuote, sottooccupate. E quindi se c'è un 30-20%, 30% di abitazioni di cubatura di questo tipo, non si costruisce più all'esterno, molto banalmente. Sono case vecchie? Bene, mettiamole a posto, dotiamole di servizi, adeguiamole ai criteri di risparmio energetico che ormai tutti quanti cominciamo a capire che sono necessari. Non sono cose che ci servono così per divertirci, sono necessari, sono costi in meno, sono risparmi che ricadono sull'amministrazione, su tutti quanti, sull'Italia intera, perché compriamo meno petrolio e meno gas dall'estero. Queste sono le scelte da fare. Non si parla in questo documento, dice che ci sono tanti attivi in che settori? Ha senso continuare, che continuino certe attività industriali, o non ha senso attrezzare le zone industriali per attività diverse? E il comune cosa può fare in questo senso? Ha senso non parlare di prospettive future, se non in modo molto, molto generico occorre incrementare il turismo. Incrementare il turismo significa
significa spendere idee soprattutto, e anche soldi magari, ma avere soprattutto idee. Perché i turisti devono venire a Treviso? Per fare il giro delle ombre? Non è molto interessante. Perché devono venire a Vittorio Veneto? Che non c'è nessun invito da nessuna parte del Veneto di dire che Serravalle è una delle cose più preziose che esistono nel Veneto. È un esempio unico di città all'imboccatura di una valle stretta, che era il modo di passare dalla montagna alla pianura. Non ne sono altri, neanche Bassano ha queste caratteristiche, che è quello che assomiglia di più a Vittorio Veneto. Ora, credo che tutti quanti noi abbiamo girato un po' l'Europa e ci siamo divertiti tutti quanti a vedere i cartelli che esistono in Francia, in Germania e in Svizzera anche, che invitano a vedere certi borghi. A me è capitato di andare a vedere regolarmente, troppo interessante questo cartello, deviazione di 30 km, e mi trovavo di fronte a un pezzetto di muro con una porta. Ecco, c'è un cartello, un'indicazione all'aeroporto di Treviso, all'aeroporto di Venezia, guardate che a 50 km da qua c'è una cosa che voi vi sognereste di avere. Perché il turismo si fa rivalutandolo, informando, avendo la modestia di dire forse gli altri non sanno le cose che sappiamo noi, però se li informiamo magari qualcosa capita. Allora, di fronte a questo vuoto, io credo che anche voi dovreste preoccuparvi di una cosa. Io ho raccolto da una pubblicazione di un dato che per conto mio è spaventoso. Dal 1970 al 2010 la superficie agricola utilizzata il comune di Vittorio Veneto è diminuita di 1153 ettari, cioè un terzo in 40 anni. È stato perso un terzo della superficie agricola utilizzata nel comune, occupata da niente evidentemente, cioè occupata da cose che poi alla fine non danno reddito. Allora questo è uno dei problemi, perché superficie agricola significa produzione agricola, significa foglie che mangiano anidride carbonica, molto banalmente, significa spazi liberi, significa anche mantenimento di condizioni storiche, mantenimento del paesaggio, tante robe di questo genere. Probabilmente anche a Vittorio Veneto, come è capitato a Treviso, probabilmente basta consumare territorio di questo tipo. Però bisogna dirlo questo, cioè bisogna che i cittadini vittoriesi sappiano cosa è stato perso in 40 anni, perché voi non lo sapete, voi non avete neanche idea di cosa era Vittorio Veneto 40 anni fa, dovreste farvelo raccontare. Però è giusto che voi quello che vi è rimasto, che è restato, lo sentiate con i denti. E vabbè, queste sono un po' le considerazioni di carattere generale, se vogliamo. E a Treviso ci siamo trovati nella stessa situazione, molto, molto banalmente, ma lo sapevamo già prima. Quindi quando il comune di Treviso ha cominciato a pensare con 2004, 9 anni di ritardo, di fare il piano di assetto del territorio, e abbiamo fatto un piccolo conto così, e cosa si costruisce ancora a Treviso? E quanto vuoto c'è a Treviso? I dati ufficiali che abbiamo avuto dopo alla fine sono dati parziali, perché tirati fuori dal censimento della popolazione, che come è noto conta la popolazione, gli abitanti ma non le case.
Però, da un'informazione, a Treviso ci sono 3.583 alloggi sfitti, pari a circa il 14% del totale degli alloggi. È fisiologico che gli alloggi liberi siano dal 5 al 6%. Fisiologico perché per vari motivi, insomma, più o meno siamo là, normalmente. Ne abbiamo più del doppio. Non lo sapevamo, noi abbiamo detto, qui si continua a parlare di espansione, di sviluppo inteso soltanto come numeri. Vediamo cosa c'è, cosa abbiamo disponibile. Abbiamo fatto quella planimetria che dopo possiamo anche proiettare volendo. Sì, pensavo l'aveste messa dentro. Allora, questa planimetria, dopo ritorniamo sulle prime due immagini. Abbiamo fatto questa planimetria da cui è saltato fuori che avevamo tanto di quello spazio libero all'interno del centro urbano, del centro del costruito, che faceva paura. Cioè, non sappiamo, Treviso ha 89.000 abitanti circa, e mantiene questo livello da sempre, dal 1961. Un po' di più adesso sono calati ed è rimasto stabile. Questa è quella storta tra... ma non importa, bisogna vederla. No, quella dopo. È pesantissima però questa qua. Siamo trovati che Treviso è piena di cose vuote, caserme, fabbriche, caserme ce ne sono 3 addirittura, tutte vuote regolarmente da un sacco di anni, una è di proprietà comunale, attività commerciali, capannoni, come si può dire, l'affare delle merci delle ferrovie è completamente vuoto, ma insomma qua parliamo di qualcosa nella immediata periferia come 400.000 metri quadrati di terreni liberi su cui intervenire. Abbiamo all'interno del centro storico complessi molto grossi che sono stati oggetti di scambi, di cose piuttosto strane, diciamo, per non dire altro. Insomma, una serie di cose, la provincia, l'edificio della provincia, l'edificio dell'ex tribunale, una serie, quantità enorme di cose. Una volta che abbiamo messo a disposizione dei cittadini, ancora un anno fa, molto prima che il comune pubblicasse le sue cose, una volta che abbiamo dimostrato che c'erano tante di quelle cose vuote, per cui era impensabile, ma non solo impensabile, sarebbe stato criminale pensare di costruire ancora all'esterno e pensare di costruire ancora, ci hanno detto subito: se avete ragione, blocchiamo le espansioni, però le manteniamo tutte quelle che avevamo previsto nel piano regolatore del 2001, che non significa non bloccare niente, molto banalmente. Ecco, di questo ci siamo accorti soltanto alla fine, quando ci hanno presentato gli elaborati del piano di assetto del territorio. Ma per avere gli elaborati, visto che li avevamo avuti così di contrabbando, perché abbiamo qualche amico tra i consiglieri comunali, ecco, e noi li abbiamo messi in rete, allora il Comune di Treviso ci ha denunciato perché non potevamo, perché era materiale segreto. Ora, sì, questa è un pezzo della cosa. Se mi metti per le prime due immagini, che sono là, 1 e 2. Sì. Sì, decreto legislativo, sì, questa qua.
riordino della disciplina di guardate, lo leggete tutto, sapete leggere, inutile che io legga una cosa che tutti quanti possono leggere. Agli articoli 39 e 40 questo decreto legislativo, che essendo un decreto è soltanto una precisazione di una legge esistente in cui queste cose vengono già dette, questo decreto legislativo dice che tutto è, gli schemi, tutto quanto, sono resi pubblici prima che siano portati all'approvazione. Cioè tutto il materiale che il Comune elabora deve essere un materiale pubblico, discusso. Perché è questo il modo di partecipare. Non si partecipa alla fine quando le cose sono fatte, si partecipa per fare bene le cose. L'esperienza del Comune di Feltre, di cui parlava Giuliano Carturan prima, è stata di aver fatto un piano regolatore partecipato con tutta la popolazione. Alla fine, al documento finale portato in Consiglio Comunale, approvato dal Consiglio Comunale, sono state presentate 5 osservazioni. L'abitudine a Feltre era di avere 700 osservazioni per le cose fatte in precedenza, perché tutti erano d'accordo con quello che era stato deciso assieme. Allora, conviene, anche dal punto di vista, da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista amministrativo, e l'amministrazione costa, conviene che queste cose vengono fatte col contributo dei cittadini. A Treviso non siamo riusciti per forza di cose. Avevamo un'amministrazione a cui non eravamo simpatici, evidentemente. Non siamo riusciti fino alla questa fase preliminare ad avere un colloquio con l'amministrazione, però siamo riusciti a mettere assieme 28 associazioni che hanno presentato un contributo di idee, di richieste arredate assieme in parecchie riunioni. E complessivamente i contributi presentati dai cittadini arrivano quasi a 100, malgrado che la consultazione sia stata fatta ancora peggio che non a Vittorio Veneto, perché il Comune ha convocato i cittadini alle 16:30 del pomeriggio regolarmente di ogni giorno lavorativo, quindi era chiara la volontà. A queste riunioni, la prima riunione erano in 18, c'ero anch'io per carità, quindi li ho contati bene, e l'inizio è stato non un'esposizione delle proposte del Comune, ma qualcuno ha detto: allora vi do la parola così ci dite cosa volete. Ecco, questo è il modo per non fare urbanistica, per non fare amministrazione, per non fare gestione del territorio. Adesso abbiamo, con un'amministrazione diversa, abbiamo quantomeno pattuito che ci dà tempo fino al 15 ottobre per presentare osservazioni e che queste osservazioni verranno discusse pubblicamente. E io vi auguro che possiate anche voi, in questo modo, cominciando così, andando a parlare con i cittadini. Per esempio, qui esistono ancora le circoscrizioni, i quartieri, no? Abolite, va bene, bisogna abolire perché c'è troppo pericolo, dopo parlo tra di loro. Sì. Vabbè, ci sono ancora i cittadini però, che si trovano. Bisogna cercarli, vengono volentieri, vi assicuro. Grazie. Bene, io ringrazio l'intervento degli ospiti, che sono stati sicuramente interessanti e penso che ci siamo un po' resi conto di quella che è la situazione in generale, e non solo qui a Vittorio, ma che c'è la possibilità di fare qualcosa anche concretamente, solo se più cittadini partecipano, solo se ci uniamo assieme e se assieme creiamo anche una massa critica che ci permetta di avere voce in capitolo sulle scelte future per la città. Bene, visto che abbiamo del tempo, siamo riusciti a stare
nei tempi, se appunto avete delle domande da fare, se avete piacere di fare degli interventi brevi, comunque sempre per portare delle vostre esperienze, chiedere qualcosa a noi piuttosto che agli ospiti sugli argomenti trattati, insomma noi siamo qui apposta oggi per parlarne tutti quanti assieme e dare il via, si spera, a un processo che permetta da oggi per fino ai prossimi mesi di creare un qualcosa, di proporre delle nuove idee e cercare appunto di essere protagonisti, insomma, della nostra città. Quindi siamo qui, per chi vuole intervenire gli passo il microfono perché questo funziona bene ed è l'unico. Allora lì c'è un intervento, poi un altro. Prima il signore che ha alzato la mano per prima, se vuole vengo col microfono questo, vediamo se funziona. Riesco a parlare, mi sentite? Sì. Allora è stato molto interessante, perché io da tempo privatamente sto portando avanti un progetto di sviluppo di Vittorio Veneto, non sono un architetto in genere, sono semplicemente un consulente, che parte proprio dall'idea iniziale di sviluppare turismo a Vittorio Veneto, perché in realtà le risorse sono molteplici. Non ho visto Ceneda, mi sono perso, no, c'è anche quella per così. Molto bene, cioè, non sono cenedese, ma voglio dire questo. Quindi benissimo. Quello che non riesco ancora a comprendere, sto studiando, è come questo turismo, attraverso un'ottima comunicazione che sarà frutto, diciamo, degli esperti, comunicare al mondo le bellezze di Vittorio Veneto, non riesco ancora a comprendere come questi turisti potrebbero essere accolti dove. Primo. In secondo luogo, una risorsa talmente importante come questa, la domanda è come potrebbe avere una ricaduta positiva su tutta la popolazione e quindi non soltanto su alcuni operatori. Questo è il senso un po' del mio intervento, è una domanda. Dopodiché è molto interessante la partecipazione, mi stavo chiedendo, perché ad Milizia c'è molto in uso questo, fanno referendum comunque per qualsiasi cosa, no? Però io capisco anche che discutere ciò che voi avete proposto presuppone una cognizione di causa, una conoscenza che è un momentino diversa rispetto al cittadino, a quello che ha un cittadino normale, compreso il sottoscritto. Ecco, queste sono un po' le argomentazioni che volevo mettere sul tavolo. Grazie. Grazie per il mio intervento, sono altri interventi. Prima, che mi dimentico, all'inizio, questo funziona meglio. Volevo fare anche un ringraziamento per la mappa appunto che avete visto, avete potuto vedere anche fuori appesa, perché insomma è stata creata grazie al valido contributo dell'architetto Alessandro Della Libera, che oggi è qui presente, e che ringraziamo insomma per l'aiuto che ci ha dato e speriamo che voglia continuare a contribuire insomma con le sue conoscenze per sviluppare ulteriormente questa mappa che insomma è una prima bozza per il nostro futuro, insomma, ecco. E c'erano altri interventi, ho visto che si era segnata prima la Costantini, poi c'era un altro intervento. Arrivo subito. Direi di raccogliere 2 o 3 interventi, poi di fare delle risposte, insomma. Mi si sente, se no io la voce è molto potente. No, innanzitutto io sono consigliera comunale, alla mia ultima esperienza in consiglio comunale, quindi a marzo, aprile, finalmente esco, perché ora... Allora, innanzitutto auguri. La città ha bisogno di persone nuove, meglio giovani ma anche non giovani, di pensieri freschi che danno dei contributi, ha assoluto bisogno. Io che sono vecchia, però, ve lo dico, intervengo solo per questo, ho poi individuato 2 cose che mi hanno un po' sollecitato precedenti, io però che sono vecchia ho un sacco di materiale,
Cioè io lavoro dentro nei consigli comunali da anni all'opposizione e ho raccolto un sacco di materiale su tutti gli argomenti. Se vi servono, io ve li do, perché sarei felice di poter trasmettere la mia esperienza a voi e se vi serve, quando vi serve, darvi una mano. Cioè, perché qua ogni volta che si parla, voi avete accennato, avete toccato tutti i problemi bollenti, partite dal Victoria, andate al Piazzoni, che sapete bene diventerà un luogo per anziani, e quindi là bisogna anche capire se la edilizia sociale deve essere per forza per anziani, perché se io dentro Serravalle faccio edilizia sociale per i giovani, introduco famiglie giovani dentro Serravalle. Allora, e poi avete toccato la cartiera Galvani, che sapete che è privata, appartiene a un costruttore e ci vogliono fare un centro per Alzheimer. Allora voglio dire, siccome ogni cosa che voi dite, io vedevo un dossier che sono pacchi, io ve li do, perché la cosa è complicata, ma è inutile che me li tenga io, ve li do volentieri, perché è difficile poi entrare e prepararsi, perché io mi auguro che voi governerete dall'anno prossimo qua, e quindi bisogna arrivare preparati, e quello che voi fate oggi dimostra che volete arrivare preparati, è una cosa bellissima secondo me. Qualsiasi idea voi abbiate, a qualsiasi appartenenza, da qualsiasi appartenenza proveniate, è una cosa bellissima. La partecipazione dei giovani, ripeto, di qualsiasi colore, di qualsiasi tipo, io non la vedevo più dagli anni 70. E quindi sono felicissima. Allora, sta questa cosa, la partecipazione. Qua la partecipazione hanno fatto così. Il PAT è stato votato dalla Giunta nel novembre del 2008. 2009 c'erano le elezioni. L'anno prossimo ci sono le elezioni. Attenti, perché è lì che corre il gioco. Nel giro di una ventina di giorni hanno esaurito quel discorso della partecipazione. Noi abbiamo chiesto di poter prolungare la possibilità di studiare il PAT e di fare osservazioni, ci hanno detto di no. Abbiamo corso come pazzi, abbiamo fatto tra tutta la città 300 osservazioni che sono sparite fino al 2011 e poi sono ricomparse dentro, non so se tu hai letto la versione modificata o quella originaria, quella in rosso, hanno accolto chissà come, chissà perché, chissà con quali motivazioni, quelle cose che voi siete entrati in internet e vedete scritte in rosso. Per esempio, tanto per dire un esempio, poi non tocco perché poi veramente vi annoio, ripeto, io sto qua, se vi servo. Nel piano del Meschio, quindi nel piano regolatore del 93 doveva essere un parco, solo che non era, faceva parte, era un'indicazione che doveva essere poi ripresa e elaborata. Che già nel PAT, dove si parla di servizi non meglio definiti, cioè nel parco del Meschio ci sta un parco, non ci stanno servizi, perché i servizi hanno muri, no? Il Victoria ha muri. Sapete che il Victoria è oggetto di fallimento, quindi non possiamo metterci sulle mani, perché il proprietario è fallito e adesso andranno all'asta. E i vittoriesi hanno già perso un bel po' di soldi là, ma insomma chiudo la parentesi, non la farò in questo momento. Là, tanto per fare un esempio, l'unica osservazione che hanno accolto in rosso è che lungo nel parco del Meschio faranno una struttura sportiva intercomunale. Cos'è? Dove? Secondo me nell'unica parte stupenda e intatta che è da Vecchio Cini a San Giacomo, avete presente? Dall'ex COP, diciamo, no? Del ponte in giù, è una cosa stupenda, una delle cose più belle che io abbia visto, e quella non devono metterci manco un chiodo, manco l'illuminazione, perché volevano pure metterci l'illuminazione così rompevano le statue anche alle papere. Allora voglio dire, questo stanno facendo, e attenzione perché siamo in emergenza, perché loro, dunque l'opposizione ha chiesto, ha portato l'ordine del giorno in consiglio comunale e quelli che erano in commissione hanno chiesto, stanno zitti, arriveranno all'ultimo minuto e ci daranno, poi non so se nel momento dell'adozione sono obbligati a fare la
di nuovo coinvolgere i cittadini? Ho paura di no. E nel giro di 10 giorni o 20, poi non so perché non ci sono norme, non mi pare che la legge 11 dia norme, arriveranno in Consiglio Comunale. Quindi o siamo pronti prima, nel senso che siamo pronti a protestare come ha fatto ad Asolo, mi pare che lì insomma, si sono mossi abbastanza, oppure passerà. E secondo me, ve lo dico perché mi dicono sempre che guardo sempre quello che può succedere dietro. Voi sapete che a Vittorio si sono liberati una enormità di spazi ex industriali. Non so se voi mi state seguendo, Cerruti, Colussi, la SNIA, la Mafil, che l'ha comprata il comune e ce l'ha sul groppone, Alcementi, il vecchio, quello però è vecchio, proprietà della regione è vecchio, l'ex CEPI a San Giacomo. Cioè abbiamo una cubatura enorme, di cui fra l'altro industrie rapidamente dismesse. La Cerruti, io stavo raccogliendo i dati anche sui giornali, fino al novembre faceva fare straordinari, a marzo chiude il giorno successivo. Io ho sempre pensato che era perché vogliono farsi a speculazione, e io credo che stiano trattando là. Il ritardo è là, cioè loro vogliono, faccio un esempio, faccio un'ipotesi, assolutamente non sostenuta da alcuna, ma un po' di naso ce l'ho, cioè il problema è lì. Noi abbiamo una enormità di spazi ex industriali e bisogna sapere cosa ne vogliamo fare, perché se la prospettiva è farci ancora case, ancora come si chiama, negozi, poi esercizi commerciali o simile, voglio capire che non sia una questione puramente speculativa, perché poi non li faranno neanche poi alla fine, no? Quindi è lì il problema, bisogna che ci studiamo sopra, che ci prepariamo e che siamo pronti a muoverci. Io so che a Vittorio è difficile dire ai cittadini di muoversi, perché è difficile, però altrimenti in 10 giorni siamo fregati. Per quanto riguarda i dati, anche quelli chiesti, io sto trovando da tutti, da tutta l'opposizione chiesti. L'ultima volta ho chiesto e mi ha risposto che, ma sto parlando di 2 mesi fa, l'ho chiesto e mi è stato risposto che ancora non i dati non sono stati ancora messi in ordine e quindi non me li potevano dare. Loro ho fatto un'interpellanza riferendomi anche a Salviamo il Paesaggio e alla richiesta che era stata fatta, e adesso vediamo il prossimo Consiglio Comunale se me li danno. Non me li daranno, perché non basta quel decreto legislativo là che dicevi tu, perché se nei decreti non c'è scritto quello che ci hai fatto vedere, che mi ha suscitato molta speranza, poi ho letto in fretta, o nei decreti scrivono c'è obbligo di consegnare la documentazione 20 giorni prima, 2 mesi prima, 1 mese prima, e se non lo fai c'è la sanzione, o se ne loro non lo fanno. I documenti io li chiedo e sarebbero obbligati a darmelo, non me li danno, e quando io protesto mi dice si rivolga alla magistratura. Ecco, allora leggi fatti così, francamente, o dicono in maniera esplicita sei obbligato a dare i documenti al cittadino, perché anche voi secondo regola entro 1 mese dovreste avere tutta la documentazione che chiedete. Noi consiglieri entro 3 giorni non la danno né a noi né a voi, perché non hanno la sanzione. Ecco, questo volevo dire. Adesso non so se ho letto bene perché ho letto velocemente, però se non c'è sanzione questi non lo fanno. Quindi ho letto bene, ecco perché lo vedevo adesso per la prima volta. Come associazione tutela contribuenti stiamo diventando pazzi per far applicare lo sforamento del patto di stabilità. Ecco. E raccoglieremo firme il 6 luglio, se avete piacere, sulla Vittoria ci saremo. Passeremo. Niente, io mi fermo qui, ripeto, sono a vostra disposizione anche semplicemente per i materiali che sono lì, sono anche elaborati alcuni, messi in sintesi e vi possono essere utili. Prego. Scusate, io non sono un tecnico, semplicemente sono di Vittorio Veneto e non so neanche se il mio intervento, spero breve, è in tema, nel senso che voi usate dei termini molto tecnici, molto
ingegneristici di territorio che io non possiedo, quindi parto da quello che mi interessa. All'inizio io avevo sentito la signorina che aveva fatto l'intervento, che aveva nominato parecchi siti di interesse turistico e di interesse culturale. In base a questo mi viene da fare un passo indietro e dire a me da cittadino di Vittorio, spero di non essere frainteso in quello che dico, non mi interessa di avere tanti luoghi culturali se non ho un piano culturale per cui posso andare a riempire questi spazi con un progetto. Cioè, perdonatemi, non me ne frega niente di avere 100.000 palazzi tedesco dentro i quali io non posso metterci niente perché non ho le idee per metterci niente. Mi interessa che se questo forum, e voi avete una enorme importanza di quello che avete fatto, deve avere una continuità sulle idee. A Vittorio Veneto sono mancate per 20 anni le idee, i cittadini non sono mai stati coinvolti e forse si sono addormentati e siamo stati là quiescenti ad aspettare di avere la possibilità di discutere su quelli che sono le progettualità, non assolutamente di dire ah che bel palazzo tedesco e adesso cosa ci metto dentro al palazzo tedesco che non so cosa metterci, non me ne frega niente. Quindi non me ne frega niente nemmeno che diventi una città turistica se non offriamo delle cose che però non sono materiali ma sono di progettualità, e quindi abbiamo già tutto quello che serve per il turismo, perché abbiamo le montagne, abbiamo il Meschio, abbiamo il parco del Meschio, abbiamo Serravalle, abbiamo Ceneda, abbiamo tutto. Fondamentalmente, scusatemi, basterebbe non fare niente e Vittorio Veneto andrebbe avanti così. Spero che riusciate a capire che la mia è una forma di linguaggio un po' così colorita e provocatoria, ma assolutamente il livello di provocazione non è certamente quello di dire non bisogna fare niente. No, bisogna fermarsi e ragionare su quelle che possono essere le progettualità, ragionare su quelle che possono essere le formule per cui, per esempio, scusate, un'estate culturale, io mi ricordo perché purtroppo ho l'età giusta per ricordarmelo, negli anni 90 c'era un'estate culturale che si chiamava Notturni. Ho collaborato con Carlo De Poi anche per realizzarla. Il problema non era dove andarla a fare, il problema è che c'era l'estate culturale e i posti venivano di conseguenza, che fosse Piazza Flaminio, che fosse il Castello del Vescovo, che fosse la via Pinco Pallo, i posti c'erano, ma c'erano le idee. Adesso semplicemente la cultura è diventata intrattenimento, è diventato un modo per mettere allo sbaraglio qualche gruppo di boccia che va in piazza e là basta accontentarsi di ascoltare musica disturbata, senza un minimo di preparazione, semplicemente per accontentare quell'accontentabile che è apriamo i negozi. Massimo rispetto per il commercio chiaramente, no? Però questa non è l'estate culturale, questa è un riempitivo, questo non è nulla, questa non è una progettualità per una città come Vittorio Veneto. Vittorio Veneto, che mi permetto di ripeterlo, Vittorio Veneto è la città di Lorenzo da Ponte. Vittorio Veneto, Lorenzo da Ponte, se vogliamo, mettiamoci dentro anche Salisburgo, visto che potrebbe esserci un bel contatto con Mozart. Vittorio Veneto è la città del concorso di violino, e sappiamo che fine sta facendo il concorso di violino. Vittorio Veneto è la città della Grande Guerra e potrebbe essere un ottimo posto per poter lavorare anche in senso di memoria, di storia, di pace, quindi, no? Vittorio Veneto è la città di Ceneda e di Serravalle, quindi sono due realtà che già di per sé hanno una formula che crea interesse. Lavorando a Salsa, spesso e volentieri mi è capitato di trovare dei turisti a Salsa, eppure turisti a Salsa, i quali girano il borghetto di Salsa e dicono in tedesco, in francese e in siciliano, ho 3 esempi dell'ultimo mese, ma che bel posto che è qua a Salsa, che bella città che avete, peccato che qua sia tutto chiuso. Allora mi citano che la chiesa di Serravalle dove c'è Tiziano, la chiesa del Duomo eccetera eccetera, la chiesa di Salsa ovviamente, sono chiuse. Allora se vogliamo parlare di cultura cominciamo ad aprire i posti, quindi vedete che ritorniamo a bomba. Non serve fare delle cose, non serve riempire per riempire. Mi permetta, non è una critica a lei, però quando ha detto che è un prodotto spendibile Vittorio, ecco questo non mi piace.
Non voglio che Vittoria diventi un prodotto spendibile, non voglio che si parli di cultura come di prodotto, come di consumo di cultura. Come non parliamo di consumo del territorio e dobbiamo rispettare l'ambiente. Permettetemi l'ultimo esempio. C'è un privato che ha sostituito il Villa di San Pietro e Paolo, non so se avete presente, che nell'ultimo mese ha buttato giù quei, forse erano 6 alberi, pini marittimi che c'erano. Anche questa è cultura. Ma mia moglie è presente, è capitato lei perché è andata a chiedere al signore, non diciamo chi ma lo sappiamo, che era lì, che sovrintendeva i lavori, e ha chiesto ma perché avete buttato giù gli alberi? Risentito questo signore, se tu lo puoi confermare, no, lo ripetiamo, lei è un privato e fa quel cazzo che vuole. Possiamo provare esatto. Ah sì, prego. Presente. Sì. Prego. Sì, no. Io volevo fare un semplice intervento anche perché mi trovo qua in questa occasione che ritengo molto interessante, in quanto invitato da un caro amico che è tra gli organizzatori anche che ho visto qui rappresentati, no? Ed è qua presente. Allora, io cito un po' la mia esperienza quando torno a fare il vittoriese dopo la mia permanenza a Padovana, dove sono in facoltà di ingegneria a Padova. Quando arrivo a Vittorio Veneto mi trovo veramente nelle condizioni di egregia vivibilità. Ma non voglio stare dalla parte dei relatori. Allora, ecco, mi trovo veramente in una condizione di estrema vivibilità, a differenza di una città come Padova, dove ci sono grandi spazi di relazione, soprattutto il mercoledì sera, dove nelle piazze, si sa quali, no? Piazza delle Alpi, Piazza della Frutta, eccetera, si persevera con il mercoledì studentesco. Allora la città diventa iperaffollata. Qui a Vittorio Veneto questi spazi di relazione si sono completamente persi. Da quando? Chi si ricorda, come me, può dire almeno da una quarantina d'anni, abbiamo cominciato con questa perdita, quando le contrade, cioè le vie dalla via Caprera, la via Manin, la via Garibaldi, eccetera, la via Lorenzo da Ponte, erano delle contrade, perché avevano, scusate se mi dilungo un attimo, ma è una breve analisi comunque, perché avevano nel loro interno tutti quei requisiti trasferiti, tradotti, mantenuti nel tempo, che hanno fatto sì che gli abitanti del luogo godessero di quel senso di appartenenza, che si è poi perso perché, non me ne vogliate, ma si sono realizzati questi grandi supermercati, ipermercati, eccetera. E quindi la gente non va più a fare la spesa sotto casa, a prendere il pane, eccetera. Io sono fortunato perché sono in via Garibaldi, a 20 metri ho uno splendido panificio, ma è l'unico che è rimasto. Mi piacerebbe fare un excursus di tutte le attività che erano presenti a Vittorio Veneto e che caratterizzavano questa importante struttura commerciale, e c'erano tante famiglie che vivevano su questo, però davano quel grande senso di appartenenza del luogo. Allora, a distanza di molti anni, cosa posso dire? Che Vittorio Veneto è diventata la città dell'abbandono, la città o il comune dello spreco di territorio. Basta salire sui colli di Ogliano, che io faccio alla mattina quando certe volte vado in treno, no? E mi soffermo un attimo, do un'occhiata a questa che era la bellissima pianura, è costellata di edifici di ogni genere, senza una regola, senza un ordine, senza delle priorità, trasformando quella che era la vocazione agricola in qualcos'altro, ma non so definirla come. Qualcuno dei miei illustri colleghi
ha definito questo come fenomeno della città diffusa, cosa che io vedo in maniera assolutamente negativa, perché comporta, oltre allo sperpero del territorio, ma un grande sperpero delle risorse economiche, perché bisogna portare tutte le reti infrastrutturali, bisogna portare l'energia elettrica, bisogna fare la fognatura, bisogna fare tantissime cose, a differenza di quell'ideale corbusieriana dove l'unité d'habitation doveva costituire in un certo senso il modello su cui organizzare la moderna società. Tutto questo quindi si è perso. Quando vado all'estero e poi torno in Italia, insomma, ho un certo rammarico. Mi capita insomma di andare con una certa frequenza e non molto tempo fa sono stato in Repubblica Ceca per ragioni di studio e veramente si resta affascinati da quei luoghi che conservano la loro vocazione che è stata trasferita atavicamente, proprio attraverso le generazioni. Ho voluto andare sulla collina di Slavko, Austerlitz, per intenderci, dove c'è stata quella famosa battaglia, 1805, 22 dicembre, se non ricordo male. Bene, dall'alto di quella collina dove c'è il grande monumento che ricorda la battaglia dei tre imperatori, lì si gode ancora di quel paesaggio che c'era nel 1805, dove le cavallerie, le fanterie si sono scontrate e dall'alto Napoleone dirigeva le operazioni e dava gli ordini ai suoi generali. Oggi le cose non sono cambiate, sostanzialmente. Fosse stato qui, nei nostri paesi, sarebbe una disseminazione sterminata di edificazione. Gli edifici, gli abitati sono strettamente racchiusi in un massimo inviluppo e al di fuori non c'è niente, cioè c'è la campagna. Le strade sono adagiate su quella morfologia del territorio. Qui Paolo Mestignari mi dice: guarda che anche in Friuli esistono ancora questi esempi, ecco, ma qui bisogna, ecco, che li cerchiamo, sono da annoverare questi esempi e dobbiamo farli diventare dei modelli. Pensate che un po' di tempo fa ho presentato un'idea progettuale sul recupero delle pedemontane, quindi dove poter sviluppare una proficua ricerca dal punto di vista metodologico e dal punto di vista poi della resa di questa ricerca, cioè il recupero delle pedemontane dove la vegetazione si è appropriata di quei suoli che erano il pascolo, che era l'agricoltura, eccetera, perché a nessuno non servono più questi suoli, vengono volutamente forse lasciati in abbandono perché vengono prefigurati altri modelli, ma sono i modelli della città, dell'ambiente di pianura, dove risulta, forse dico io, meno faticoso lavorare. Non c'è più il modello di montagna. Difatti oggi ci si pone anche di fronte al problema del recupero della montagna. È una conseguenza inevitabile. Torniamo a Vittorio Veneto, scusate la mia lunga digressione, spero di non tediarvi, di non annoiarvi, ma ci sarebbe veramente molto molto da discutere su questo. Vorrei fare un esempio che serve anche ai nostri bravissimi giovani. Via Manin. Io la percorro la sera quando riesco ad uscire a fare due passi, ma è di una tristezza incredibile. C'era un negozio dopo l'altro, di tutti i generi, e nessuno ha mai pensato che la viabilità a Vittorio Veneto ha generato uno stato di calamità a carico degli edifici dal punto di vista strutturale, dal punto di vista acustico, quindi con lesioni anche che poi escono non nell'immediato, ma nel lungo periodo. Queste lesioni strutturali poi qualcuno se le deve riparare. Questo va ad aggravare ulteriormente quello stato, diciamo, di generale degrado e si crea quindi anche, si prefigura il cosiddetto danno. Ora, se questi edifici risultano già compromessi, noi che siamo in area sismica avremo degli edifici che saranno più vulnerabili, perché la loro materia costituente
risulta già compromessa. Via Manin è stata sottomessa al traffico, così come tutto il viale, no? Sottomessa al traffico, e quindi nessuno lì vuole abitare o aprire un'attività, perché per aprire un'attività le prime cose che cerca oggi il commerciante è che ci sia la facilità di parcheggio. Ma si può individuare una spina, una vera spina di questo benedetto traffico, e da questa spina trarne poi i canali, diciamo, di drenaggio, in modo tale che la gente possa andare tranquillamente a piedi e non essere investita, e andare tranquillamente ricreando i nuovi spazi di relazione che non siano proprio sottomessi da questo benedetto traffico. Sono a livello di energia che si sprigiona, è una cosa incalcolabile l'energia che si sprigiona attraverso il suolo e attraverso l'aria, attraverso queste vibrazioni, e poi il danno sociale che in questo caso si crea. Scusate se mi sono dilungato, ma ringrazio della vostra pazienza. Sono stati citati dai bravi giovani qua dei contenitori, come contenitore diciamo, l'edificio della cartiera Galvani e l'edificio di via Gherardo da Camino, di proprietà dell'Italcementi. Allora, durante così le mie attività didattiche ho potuto anche ben laureare qualche studente e qualche studentessa proprio su questi edifici, e ho potuto così ricostruire oltre che le fasi storiche, ma le fasi anche costruttive di questi edifici, che sono veramente molto importanti, affinché non si lascia che qualcuno se ne occupi attraverso insomma, qualche strategia, agevolando, ma entrando comunque nella sinergia delle nostre risorse e capacità intellettive. Allora questi edifici resteranno lì e costituiranno questo grande abbandono, questo grande vuoto, questa grande tristezza, questo grande danno sociale. Grazie ancora. Direi che gli interventi sono stati tutti interessanti e ci aiutano anche un po' a capire che la situazione in cui ci troviamo, e che comunque insomma tutti, almeno quelli qui presenti, nel loro piccolo, tra virgolette, stanno cercando di dare una mano per la città. Questo sicuramente è quello che vogliamo, come diceva Matteo, nel senso che noi vogliamo anche cercare appunto di fare anche rete assieme, diciamo, in quelle che sono tutte le realtà che si stanno muovendo magari anche singolarmente su Vittorio, per cercare appunto, ognuno nel loro diciamo specifico settore, di fare un qualcosa per il bene della città. Interessantissimo anche l'ultimo intervento, che ci ha fatto capire appunto quali sono anche le problematiche legate proprio magari a un piano diciamo del traffico, possiamo dire così, quindi legato alla città di Vittorio, cioè bisogna anche di capire come intervenire per quanto riguarda l'aspetto proprio prettamente anche tecnico di flussi di traffico, ripensare il traffico, ripensare le vie principali all'interno di un'ottica generale che permetta poi anche questo discorso sicuramente interessante, secondo me importantissimo, di riuscire a rivitalizzare e riportare la vita, come magari succedeva una volta qualche decennio fa, nelle varie zone della città, quindi cercare di portare fuori la gente sulla piazza, diciamo, che partecipi e diciamo, ci sia uno scambio proprio reale di opinioni, cosa che negli ultimi anni è venuta molto a mancare. Gli stessi insomma, consigli di quartiere abbiamo visto che sono stati addirittura aboliti. 30 anni fa sicuramente erano più partecipati di adesso, degli ultimi mesi, però sono uno strumento ovviamente importantissimo per la vita democratica, e quindi bisogna cercare in tutte le maniere di attivarci e di muoverci in questa direzione qua. Delle risposte, cioè più che domande, ho visto sono stati degli interventi che hanno fatto delle osservazioni e dei pensieri, secondo me tutti condivisibili senz'altro, e appunto noi abbiamo oggi appunto nella giornata di oggi vuole essere proprio una prima presentazione, abbiamo sì delle idee, servono delle idee concrete giustamente, adesso vedo altri interventi, li facciamo subito, e quindi ecco, noi siamo qui e sicuramente dopo
vi anticipo una cosa adesso, per chi vuole, visto che qualcuno se n'è già andato, che magari si è già un po' stancato, che è tardi, però per chi vuole, dopo in uscita abbiamo anche un foglio dove se volete lasciare il vostro recapito, una mail, un numero di telefono, per magari tenerci in contatto e capire se possiamo appunto discutere su argomenti specifici, delle soluzioni condivise che possano essere utili. Vedo che ci sono altri interventi, io appunto tempo ne abbiamo, quindi vengo lì con un altro microfono e li ascoltiamo subito. Uno, faccio un breve intervento, quindi Paolo, che è l'altro membro del nostro gruppo. No, perché ci siamo mossi adesso, no? Perché non dobbiamo, come diceva la Costantini, non possiamo trovarci sempre all'ultimo momento che gli altri dall'alto ci calano le loro soluzioni. Ecco. Siamo noi i protagonisti della città, insomma, dobbiamo muoverci prima. Uno stimolo, mettiamoli come spalle al muro, cioè portiamoli già qualcosa di già fatto, già pronto dei cittadini, voglio vedere cosa risponderanno loro dopo, cioè se avranno il coraggio di dire ma no, noi vogliamo questo, voi volete quello. È chiaro che se andiamo lì e non gli diciamo niente, loro possono fare quello che vogliono, ma se andiamo con un programma, con qualcosa di costruito, voglio vedere con che coraggio loro poi potranno calare di nuovo dall'alto delle soluzioni. Bisogna però partecipare, cioè bisogna ricordarsi la famosa canzoncina di De Gregori, la storia siamo noi, non sono gli altri, quindi bisogna assolutamente partecipare. Sì, buonasera. Credo che questa sera siano stati toccati dei temi molto interessanti e in modo particolare condivido la necessità, si diceva prima, di una nuova legge urbanistica nazionale e forse anche di una revisione di quella regionale che ha sì quasi 10 anni, quindi non è più tanto nuova, però già necessita di qualche aggiustamento sicuramente. E un'altra cosa in cui credo molto è il ruolo importante che può avere l'agricoltura nella valorizzazione di quello che è l'ambiente, i fondi e i finanziamenti, seppur essendoci non sempre sono accessibili e sicuramente questo può essere un canale per valorizzare il territorio anche dal punto di vista ambientale, come peraltro è avvenuto nel passato, perché gran parte dei beni di carattere ambientale e naturalistico che abbiamo conservato fino ad oggi sono perché magari sono stati legati anche all'aspetto agricolo. Volevo sottolineare un aspetto legato alle previsioni del piano di assetto del territorio e all'eredità che ci dà il piano regolatore vigente. Prima si faceva l'esempio di Treviso. A parte che mi sembra che il piano di Treviso, il PRG di Treviso mettesse in campo una volumetria che, rapportata ad altri comuni che hanno di molto minori, i quali hanno redatto il piano i primi anni 2000 soprattutto, messo in rapporto, forse la volumetria messa in campo dall'allora PRG di Treviso non è neanche poi così spropositata. Abbiamo dei PRG redatti i primi anni 2000 di comuni di 8-10 mila abitanti che prevedono 1 milione di metri cubi. Se ora pensiamo che il PRG di Treviso mi sembra ne prevedesse meno di 3.000 o sui 3 milioni di metri cubi e che ad oggi c'è un residuo di 2 milioni, poco più di 2 milioni, insomma mi sembra che i valori, ecco, sono anche rapportati ad altre realtà, magari risultano essere non dico accettabili, però insomma valutabili in altro modo. E c'è un problema, credo, dicevo, legato all'eredità che ci lasciano questi strumenti regolatori, che sono i diritti acquisiti da parte di cittadini che hanno le previsioni sui suoli edificabili di proprietà. Nel senso che il piano di assetto del territorio cosa può fare in merito a questa cosa? Può inserire queste aree come aree potenzialmente trasformabili che di fatto non è che ne riconfermano l'edificabilità a tutti gli effetti, che poi viene confermata invece dal piano degli interventi, ma la potenziale trasformabilità. In questo modo credo sia un compromesso per non ledere quelli che sono i diritti di un cittadino che magari fino a qualche mese prima ha pagato l'IMU sul territorio edificabile, ma allo stesso tempo
rendere l'area potenzialmente trasformabile. Ricordiamo che le previsioni del piano di assetto del territorio non assegnano capacità edificatorie, che invece sono assegnate dal piano degli interventi, per cui diciamo creano le condizioni, però poi la patata bollente sta nelle mani del piano degli interventi, che allora quello sì deve valutare quelle che sono le effettive necessità e andare poi ad assegnare le relative capacità. Ecco, ci sono poi questi problemi con i quali comunque il piano deve relazionarsi. Grazie. Ma se tu vai a vedere il sito sappiamoilpaesaggio.it, c'è la risposta per quanto riguarda il discorso dei diritti acquisiti, perché c'è una sentenza che dichiara che non è così. E il comune, non credo che sia il comune di Colorno, ha vinto la causa rispetto e ha modificato e ha dichiarato no consumo zero del territorio aggiuntivo, e quindi tirate via le zone che non erano state edificate. Il principio conduttore qual è? Il piano regolatore prevede delle zone di espansione, di nuova edificazione. Se sono passati un certo numero, perché ci sono delle esigenze della collettività e dell'imprenditore, se in quegli anni non è stata fatta edificazione vuol dire che le esigenze non c'erano, e quindi i diritti acquisiti per quanto riguarda l'edificazione vengono a decadere, perché la motivazione per cui io faccio un piano regolatore è di risolvere i problemi di fornire volumetrie e abitazioni, non di dare il contentino a un proprietario di un terreno. Ecco, quindi per quanto riguarda alcune questioni, dal punto di vista proprio procedurale, se vai nel sito trovi anche le informazioni di queste cose qui. Per quanto riguarda tutto il discorso che si diceva di Padova, allora io sono un padovano lo stesso, ho fatto la tesi sul piano regolatore, sulla gestione del piano regolatore di Padova dal 1952 al 1975. È chiaro, quello che bisogna fare è oggi con la cittadinanza fare una revisione culturale. Non è possibile, come dicevi prima, se io vado ad Arquà Petrarca e mi affaccio al Poggiolo dove Petrarca guardava giù, non c'è la pianura, non c'è la collina, ma adesso c'è un agriturismo. Allora, dall'altra parte, se vado qui a Cison di Valmarino, mi affaccio e vedo questi capannoni spaventosi. Allora, bisogna ragionare anche su queste cose. E ci sono tante situazioni in cui bisogna andare a fare dei controlli con il piano ambientale, con il PAT. Io ho lavorato anche in un parco regionale, e allora quello che proponevo era il fatto di vedere, collegata anche la pianificazione territoriale e urbanistica, andare a vedere, a fare quella che è la certificazione di qualità ambientale. No? Allora cominciamo ad andare dagli agricoltori, cominciamo ad andare dove ci sono allevamenti, cominciamo ad andare nelle aziende e vediamo come tutte queste situazioni economiche possono essere ricondotte a compatibilità ambientale. Cioè con la VAS, giusto? Nel piano regolatore si vanno a vedere anche le criticità, giusto? Non so se... Ecco, le prime cose, si fa la relazione sullo stato dell'ambiente, che sono le situazioni di criticità del comune che bisogna risolvere, dove c'è un'economia rurale, molto spesso non ci sono infrastrutture per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami e via dicendo. Io mi ricordo per esempio un comune di Coneglianese, dove abitava Zaia, credo, dove per la prima volta non era garantita la realizzazione in tempi brevi delle fognature, e la Commissione VAS ha bocciato il PAT perché non prevedeva in tempi brevi la realizzazione, dipendeva dall'atto tra l'altro. Ecco, comunque quello che bisogna fare è proprio andare a verificare settore per settore quali sono gli elementi di criticità. La relazione sullo stato dell'ambiente deve essere questo, e sulla relazione dello stato dell'ambiente io vado a intervenire sul PAT in termini di modifica di queste situazioni di critica,
in termini di previsione di miglioramento ambientale, dove ho degli elementi di criticità. E quando viene fatto, io lavoravo anche in commissione VAS con Casarin e Vernizzi, malauguratamente, a vedermi tutti i PAT, e allora sì, sono scappato via, sono andato in pensione subito. Quando verificavamo la VAS si parlava anche dell'impronta ecologica. Allora, coi comuni il rischio è che noi facciamo delle grandissime belle carte, vengono segnalate tutte le opportunità, no? Di trasformazione, riuso, di dare dei contenuti ai volumi, di legittimazione, e poi di fatto tra quella che è il PAT e quella che è la VAS nessuno va a fare più controlli, cioè si costruisce e nessuno va a vedere come ogni intervento va a modificare quello che era previsto in sede di redazione del PAT. È ad alto rischio, perché facciamo delle gran belle cose e dopo si continua ad agire come si agivano una volta. No, non è più così. Il controllo deve essere anche proprio all'interno dei piani dell'intervento, perché devono essere garantite queste rapporto tra trasformazione e compensazione. Va bene? E per quanto riguarda invece la questione, dopo chiudo, per quanto riguarda la questione turistica, sicuramente il turismo, cioè un progetto urbanistico ha contenuti economici prioritariamente che io rappresento sulla carta, e queste indicazioni di uno sviluppo di uno sviluppo economico di una zona che ha bisogno di tutta una serie di servizi deve essere compensato, deve avere la caratteristica di compatibilità ambientale. Quando io rappresento sulla cartografia queste cose, io devo necessariamente poi avere gli strumenti attuativi per poterlo fare, va bene? E nel momento in cui opero devo essere anche in grado di controllare. Mi è capitato in sede di commissione in commissione finale per l'approvazione di un PAT in cui l'amministrazione ha detto: ma Minogoiskei per andare a fare la verifica della VAS durante... Come femo? Cioè vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto non è servito a niente, cioè non si è creato cultura nuova. Ecco, quindi come dico, la partecipazione, magari facendo venire anche i comuni che hanno gestito, c'è il comune di Marcon per esempio, mi pare, che è vicino a noi, io abito a Casier, il comune di Marcon che ha avviato un progetto di partecipazione, ha allungato molto i tempi, perché ci ha messo non so quanti, 6 mesi, un anno, non so, 13 mesi. Ecco, va bene. Comunque, forse aveva bisogno 13 mesi Marcon perché sta devastata di tutto e di più. Però quello che è successo è la costruzione dei tavoli di lavoro, la creazione di gruppi di interesse che lavorano nei tavoli di lavoro, ragionare sul territorio, proporre a seconda del tipo di esperienze che ha ognuno di attività un desiderata, che cosa vorremmo della nostra città, e poi mediare con gli altri per arrivare a un documento che sia unitario. Presuppone il fatto di informarsi, discutere, essere presente e proporre. Alla fine di questo, che cosa succede? Il sindaco mi dice, in un'assemblea che abbiamo fatto a Mogliano, l'assessore o il sindaco, io vado adesso per il comune, la gente mi ferma, ha voglia di parlare finalmente. Allora è necessario che noi ci riappropriamo di questi spazi, in termini diversi, ma comunque deve essere un inizio per una nuova fase di lavoro e ripristino magari dove è possibile del decentramento, diciamo, della partecipazione dei cittadini. Vi ringrazio. Sì, io cerco di essere proprio telegrafico, data l'ora. Allora, a proposito di turismo, eccetera, eccetera.
E a proposito anche di cultura. Probabilmente è sufficiente, quando si vuole parlare di turismo, fare una piazzola dove si fermano i camper, o fare un campeggio, banalmente, uno spazio di questo tipo, perché noi non siamo abituati a pensare agli altri, pensiamo alle nostre auto. Ecco, cominciamo a pensare magari un cartello che dice che a Vittorio Veneto c'è un campeggio per i camper, comincia ad attirare turisti. Quando ci proponiamo il problema degli spazi per la cultura o della cultura in generale, cerchiamo anche di non ragionare con la nostra testa, la mia è vecchia, con la testa di uno, neanche con la testa di uno dei 40 anni. Cerchiamo di mettersi, pensiamo ai ragazzi di 20 anni come fanno cultura, come devono porsi il problema di inventare delle cose nuove che noi non conosceremo mai, che non riusciremo a volte neanche a capire. A Treviso abbiamo vissuto un'esperienza di questo tipo. Basta dare un capannone vuoto e i ragazzi si arrangiano loro e fanno un'attività culturale partecipata, condivisa tra di loro. Si mettono a lavorare, scopano per terra, lavano i pavimenti, cosa che nessuno gli insegna più a fare, ma loro imparano a farlo assieme e fanno cultura in questo modo, molto banalmente. Perché a volte noi pecchiamo di una cosa. Il piano di assetto del territorio, dicono, è uno strumento strategico che tutti quanti traducono in questo modo. È uno strumento che non dà nessuna indicazione perché è strategico non dare indicazioni. Probabilmente il termine strategico, strategia, è invece il contrario. Napoleone, quando doveva fare una guerra, le impostava strategicamente e costruiva le strade per farla. Allora non era strategico fare, e sì che era strategico. Se noi vogliamo diminuire il trasporto su gomma, dobbiamo fare subito le ferrovie. Subito. Questo è strategico. Se noi vogliamo che gli abitanti vivano meglio, dobbiamo piantare subito gli alberi per diminuire l'inquinamento all'interno delle città. E gli alberi non li piantiamo con il piano degli interventi, che diamo adesso. Perché in questo modo, spacciando il termine strategico come una cosa che non si riesce a definire bene, si rinvia sempre tutto quanto. E invece le decisioni sono da fare immediatamente, perché per certi problemi, per certe cose non abbiamo più tempo. Quindi questo ditelo, spiegatelo bene. Grazie. Io direi anche con questi ultimi interventi che diciamo hanno anche riassunto un po' quello che era il tema della serata, della giornata, e ritengo anche molto utili, così diciamo, penso abbiate un po' migliorato anche voi come noi stessi, insomma, le conoscenze in merito a questo problema e anche i problemi che hanno incontrato in questo caso loro a Treviso, legati proprio al PAT e al rapporto con l'amministrazione. E niente, io appunto qui concluderei perché ormai l'ora si è fatta tarda. Come vi dicevo prima, se vi interessa, se avete idee, se volete comunque partecipare con noi, con uno scambio di informazioni, di idee, qualsiasi cosa, all'ingresso c'è un fogliettino dove potete lasciare il vostro nome e cognome, un indirizzo mail e un numero di telefono. A breve, come vedete nei contatti, ancora non abbiamo un sito internet, ma a breve appunto costituiremo anche un sito internet, quindi per essere un po' più facilmente, diciamo, rintracciabili. Al momento abbiamo il nostro indirizzo mail, c'è un indirizzo mail del gruppo che, come vedete, è partecipare@vittorio@gmail.com, e per chi utilizza Facebook, che è comunque uno strumento molto potente, ci potete trovare con la nostra pagina che è Partecipare Vittorio. E al momento, appunto, un po' alla volta cominceremo anche a caricare materiali, informazioni
e come vi dicevo dopo l'estate torneremo con un altro incontro molto probabilmente legato alle tematiche di cui aveva accennato anche Giuliano prima, dei bilanci comunali, dei comuni virtuosi e forme alternative di finanziamento. Io ringrazio ancora tutti quelli che sono rimasti e speriamo di continuare a vederci anche prossimamente e di riuscire assieme a combinare qualcosa, diciamo. Dai. Grazie a tutti, buona serata.